L'Europa chiude nuovamente i confini a causa del terrorismo. I paesi balcanici però continuano a sperare in un futuro europeo. I rapporti strettissimi tra il Cremlino e la Chiesa ortodossa russa, un rapporto consolidato da secoli di storia. A Innsbruck in Tirolo è stata organizzata una residenza che accoglie artisti sfollati dall'Ucraina travolta dalla guerra. Olga Kobudina, ricercatrice aerospaziale ucraina costretta dalla guerra ad emigrare, ha trovato un riparo al Politecnico di Bari. Il grande parco della palude di Kemeri, una delle meraviglie naturali della Lettonia, uno dei paesi più verdi d'Europa. Mai così vicini, mai così lontani. Di allargamento ai Balcani dell'Unione Europea si parla da tempo, ma di progressi se ne sono visti pochi. Dei 10 candidati attuali o potenziali a entrare nell'Unione, 6 sono dell'area balcanica: Albania, Montenegro, Macedonia del Nord, Serbia, Bosnia-Herzegovina e Kosovo. Anche chi è in fase negoziale è ancora in alto mare. Prendiamo il Montenegro ad esempio. I negoziati sono stati aperti nel 2012, 11 anni dopo. Solo 3 dei 33 capitoli negoziali risultano chiusi. Più di recente c'è stato qualche passo avanti. I governi europei nel 2022 hanno dato il via libera alla candidatura della Bosnia, che però rimane ancora tormentata dai suoi conflitti interni. La Repubblica Serba, entità autonoma della Bosnia, con il suo leader Milorad Dodik, ha più volte espresso volontà di secessione. Ancora più complesso il rapporto tra Serbia e Kosovo. Belgrado e Pristina sono ancora ai ferri corti, anzi, negli ultimi tempi la situazione è peggiorata dopo il boicottaggio delle elezioni locali da parte serba. A fine maggio gli scontri con decine di soldati della missione KFOR feriti, tra loro diversi italiani. A settembre un altro episodio grave. Una trentina di miliziani di etnia serba ha attaccato con un'imboscata poliziotti kosovari, uccidendone uno, per poi barricarsi in un monastero. Dallo scontro a fuoco sono morti in 3, altri sono stati arrestati, altri ancora sono fuggiti. Di questo fatto si è discusso al Parlamento europeo, che a giugno aveva ospitato Vjosa Osmani Sadriu, la presidente kosovara. I parlamentari hanno condannato le violenze e sollecitato le due parti a dialogare, con la richiesta alla Serbia di collaborare alle indagini, e quanto sostiene anche il deputato sloveno dei socialisti e democratici Matjaž Nemec. A questo punto la cosa più importante è avere una investigazione indipendente a riguardo alle cose che sono successe a nord del Kosovo, quindi che Serbia sia disposta, con l'aiuto dell'Europa e dell'America, a far vedere che praticamente il Belgrado ufficiale non aveva niente con gli eventi di questi ultimi giorni. Quindi la cosa importante è che non soltanto a dirlo, però a farlo, portarla a Serbia al più presto in Unione Europea, però come dire, non dipende soltanto dalla Serbia. Ben conosce la Bosnia Željena Zovko, già diplomatica di Sarajevo e ambasciatrice in Italia. In Parlamento rappresenta la Croazia, avendo lei doppia cittadinanza. Originaria di Mostar e iscritta nel gruppo dei popolari europei, Zovko teme le interferenze della Russia di Putin, che a maggio ha incontrato il nazionalista Dodik a Mosca. Abbiamo visto il ruolo della Russia in Nagorno-Karabakh. Prima ha fatto da peacekeeper, poi ha permesso l'esodo di oltre 100.000 persone verso l'Armenia. Chi ha Putin per amico non può dormire tranquillo. Penso che i giochi che lui dirige con i suoi uomini possano trasformarsi in grandi conflitti. Per questo, come Unione Europea, dobbiamo mettere in campo una diplomazia preventiva. L'augurio di Zovko è che il Consiglio estenda la missione militare europea, che da quasi 20 anni svolge il ruolo di mantenimento della pace e dell'ordine in Bosnia. A dimostrazione della tensione strisciante, a settembre gli oltre 1.000 soldati della missione si sono esercitati su come comportarsi in caso di proteste di piazza violente, scenari del tutto verosimili.
11 paesi europei, tra cui l'Italia, hanno sospeso l'attuazione dei trattati di Schengen e reintrodotto per un periodo limitato i controlli ai confini, una decisione presa per prevenire possibili attacchi di terroristi in seguito alla guerra tra Israele e Hamas. Il governo italiano ha deciso di reintrodurre i controlli lungo la frontiera con la Slovenia, mentre l'esecutivo di Lubiana ha deciso di fare lo stesso ai confini con Croazia e Ungheria. Per presidiare il confine con la Slovenia in Friuli Venezia Giulia sono stati inviati 350 agenti e militari. Si prevedono gravi disagi soprattutto per le migliaia di lavoratori transfrontalieri che ogni giorno varcano la frontiera. Il ministro dell'Interno Piantedosi sarà a Trieste il 2 novembre per decidere con i colleghi sloveno e croato le modalità di attuazione che possano rendere ponderata la misura di sicurezza della ripresa dei controlli ai confini. I paesi europei in passato hanno già sospeso l'accordo di Schengen 387 volte. L'Italia, ad esempio, lo ha fatto in occasione del G8 dell'Aquila nel 2009, del G7 di Taormina nel 2017 e del G20 di Roma nel 2021. Politica e religione in Russia. Uno dei principali alleati di Vladimir Putin è la Chiesa ortodossa, un'istituzione impegnata anche a dare una giustificazione morale all'invasione dell'Ucraina. Putin ama esibire la sua religiosità, la espone come manifesto politico anti-occidentale. La sociologa Kristina Stöckel rimarca come la vicinanza tra la Chiesa ortodossa e il Cremlino sia in continuità con quanto succedeva sia nel periodo zarista sia in quello comunista. Con la fine dell'Unione Sovietica si è pensato a un momento di apertura e anche di nuova indipendenza della Chiesa ortodossa russa, che non doveva più dipendere dallo Stato. Invece quello che abbiamo visto è che il Patriarcato di Mosca ha cercato la vicinanza delle istituzioni politiche, a scapito di una vicinanza anche a una società civile, ha creato un forte legame tra la politica autoritaria di Vladimir Putin e i fini della Chiesa, che vuole forzare dentro la società russa i valori tradizionali. Ma per Putin cos'è la Chiesa ortodossa russa? Una risorsa di legittimazione del potere, di legittimazione storica. Il nuovo potere della Federazione Russa ha bisogno di una sua legittimazione sacrale, simbolica direi. Inoltre è anche una storia, una vicenda, un patrimonio culturale e religioso a cui attingere per avere elementi, parole chiave, concetti che possono essere utili alla giustificazione degli interessi geopolitici del governo russo, alla loro propaganda. Quanto è credibile la religiosità di Putin, di un ex colonnello del KGB? Si può parafrasare Enrico di Navarra e dire che per Putin Mosca vale una messa? Sì, a Mosca diciamo l'aspetto direi liturgico, no? Rituale, cerimoniale è fondamentale nel linguaggio del potere e non è solamente la partecipazione alle liturgie religiose, ma è anche la modalità con cui il potere manifesta se stesso ed entra in rapporto con la sua società attraverso ritualità in cui l'eredità dei linguaggi propriamente religiosi e liturgici ortodossi ha un'influenza molto importante. Il buddismo, l'ebraismo, l'Islam e altre religioni sono storicamente presenti nella Federazione Russa. La Chiesa ortodossa ha però uno status privilegiato. Nei sondaggi troviamo spesso numeri oltre il 60, anche il 70% delle persone che si dichiarano nel sondaggio ortodosso, però se andiamo a vedere chi effettivamente frequenta le parrocchie e partecipa a riti religiosi, siamo al di sotto del 10%, a volte anche al di sotto dell'8%. Questo vuol dire che la società russa è profondamente laica, molto secolarizzata e l'appartenere alla Chiesa ortodossa russa è un indicatore etnico e nazionale. Ed è anche per questo motivo che la politica cerca la vicinanza alla Chiesa, perché è la Chiesa e la denominazione ortodossa che dà una unità nazionale al popolo russo.
La contiguità tra Stato e Chiesa ortodossa, prima con Yeltsin e poi con Putin, a Mosca ha trovato anche una sua visibilità urbana con la ricostruzione della cattedrale del Cristo Salvatore e con l'inaugurazione nel 2016 della statua del principe Vladimir, santo ortodosso che nel 988 convertì la Russia al cristianesimo, un monumento alto 18 metri. È così che ricordo il mio paese, come in questo disegno, la sua campagna, l'Ucraina, prima di tutta questa distruzione. Sono scappata via appena è scoppiata la guerra, 3 giorni di macchina, le strade erano intasate. Ho tenuto mio figlio piccolo sulle ginocchia per 3 giorni, fino al confine. Irina Iskra, prima dei missili e dei carri armati russi, faceva l'illustratrice a Kiev. Da febbraio 2022 è una rifugiata di guerra. Ad accoglierla a Innsbruck, nel Tirolo austriaco, non ha trovato però tende o container, ma una casa, un atelier e un'intera organizzazione che supporta la sua attività artistica. Nella Künstlerhaus sulla collina di Hötting, che sovrasta la città, dall'inizio dell'invasione l'Office Ukraine è impegnato a salvare l'arte ucraina e con essa una comunità di artisti in fuga. Anastasia Diachenko, lei stessa ucraina, gestisce l'ufficio. Office Ukraine è una piattaforma per accogliere gli artisti ucraini che sono arrivati qui con la guerra. L'obiettivo del programma è offrire loro la possibilità di continuare a svolgere le loro attività nei diversi campi dell'arte qui in Austria e per fare questo diamo loro anche supporto materiale, li aiutiamo con la casa, con le pratiche burocratiche. Veronica Riedel, coordinatrice del progetto, ricorda come la comunità artistica locale si sia subito mobilitata. Soprattutto all'inizio dell'invasione russa c'è stata una grossa partecipazione degli artisti austriaci. In tanti ci hanno aiutato ad accogliere chi arrivava, ma soprattutto in molti hanno offerto degli alloggi, perché ovviamente per dedicarti all'arte devi avere un tetto sulla tua testa. È stato così per Irina. Lei, che viveva dei suoi disegni, illustrazioni per libri di favole per bambini, ora può continuare a dipingere. Quello che Irina non riesce a fare, però, è ignorare la guerra. È cambiato molto il modo in cui creo la mia arte. Ora nei miei disegni c'è sempre la guerra, anche dove non sembra. Come nella mia opera intitolata Genocidio. È un ricamo tradizionale ucraino, Vyshyvanka, ma nella trama degli ornamenti compaiono dei carri armati e il rosso dei ricami diventa sangue che gronda giù. Sono centinaia, forse migliaia gli ucraini impegnati nelle arti visive, nella musica, nella cultura, che hanno lasciato il paese perché la guerra ha portato via il loro lavoro, ma altrettanti sono rimasti, nonostante tutto, tra chi si è arruolato e chi non ha ancora avuto l'opportunità di andare via. A rischio è la produzione artistica di un intero paese. Andrei Siclodi è il direttore della Künstlerhaus. Ricorda come tutto è iniziato. Abbiamo pensato che fosse fondamentale dare agli artisti, soprattutto quelli non famosi, senza contatti internazionali, quelli che hanno perso tutto, la possibilità di vivere del loro lavoro nell'arte e non essere solo dei rifugiati che sopravvivono facendo lavori come le pulizie o guidando i taxi. Il brano che ho appena suonato si intitola Poema. È stato scritto da una compositrice ucraina, Jana Kolodub. È grazie a questo programma se io posso ancora suonarlo qui, ad Innsbruck. Nika Kotseva ha poco più di 20 anni, una flautista e direttrice d'orchestra, dal Conservatorio di Kiev alla Künstlerhaus di Innsbruck. Per lei, da rifugiata, la musica fa la differenza tra vivere e sopravvivere. Sono 2 vite diverse, direi. Se sei un semplice rifugiato, non hai idea di che cosa fare della tua vita, non sai magari dove dormirai domani, come ti guadagnerai da vivere, ti senti completamente perso. Quando trovi un posto dove ti è possibile continuare a fare quello che ami, ti senti invece una persona normale, un essere umano e ricominci ad amare la vita. You keep loving life. Il 24 febbraio la mia vita è cambiata completamente. Dopo un mese passato nei rifugi con mio figlio e mio marito, ho trovato questa possibilità di fare ricercatrice al Politecnico di Bari.
24 febbraio 2022, l'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina. Olga Pogudina è un'ingegnera aerospaziale. Prima del conflitto a Kharkiv, la sua città, lavorava come docente e ricercatrice all'università. Le bombe, la distruzione, la paura. Olga e la sua famiglia lasciano la città. Un collega italiano conosciuto a Kharkiv le parla del programma del Politecnico di Bari per accogliere insegnanti universitari ucraini in fuga dalla guerra. Ero spaventata, anche se lui mi diceva vieni, ti troverai molto bene. È così che mi sono trovata al Politecnico di Bari. Droni, robot, intelligenza artificiale, veicoli a guida autonoma, la vita quotidiana di Olga nell'Ateneo barese, tra progetti di ricerca e pubblicazioni scientifiche. Insieme agli altri insegnanti rifugiati lavora a stretto contatto con il professor David Naso. Spesso siamo andati a pranzo, a cena insieme, cercando in qualche modo di distrarli o comunque di dare tutto il supporto possibile per evitare, diciamo, di sentire tutto il peso del fatto di doversi trasferire in un'altra nazione. Un supporto anche oltre quello di natura lavorativa. Mi sono interessato delle problematiche che riguardavano l'iscrizione a scuola del figlio di Olga. A Bari Olga vive con la madre e il figlio di 7 anni. Il marito Andrei, ingegnere e docente come lei, è rimasto a Kharkiv. Come tutti gli uomini ucraini, non può lasciare il paese perché potrebbe essere arruolato nell'esercito in caso di bisogno. Famiglie divise, la quotidianità in Ucraina da quel 24 febbraio. Per me la guerra è iniziata alle 5 di mattina. Erano le bombe, c'era tanto rumore. Io volevo pensare che solo un temporale, ma non era così. Abbiamo svegliato nostro figlio e ci siamo spostati nel posto sicuro. Quando mio marito è uscito con nostro figlio, la bomba è arrivata direttamente in quell'edificio. L'iscrizione al dottorato nazionale di ricerca in sistemi autonomi, il prossimo passo nella vita italiana di Olga, 26 dottorandi in tutto, tra cui 10 stranieri e 18 donne. Il dottorato si occupa appunto dei sistemi autonomi, che sono sistemi in grado di funzionare senza l'uomo e di adattarsi all'ambiente circostante. Vi sono naturalmente tanti esempi, andiamo dalla robotica ai droni, ai sistemi automatici sottomarini. Olga si occuperà in particolare del controllo di flotte di robot mobili. Il suo sogno un giorno è di tornare nel suo paese, intanto in Puglia sente di aver trovato una seconda casa. Mi piace Bari molto come città, mi piace la gente che è molto aperta, ci hanno accolto con le braccia aperte. La grande palude di Kemeri in Lettonia è una delle più grandi zone paludose del Baltico. Il Kemeri National Park si trova in prossimità della costa, a una quarantina di chilometri da Riga, la capitale di uno dei paesi più verdi dell'Europa. Si estende per 6.000 ettari e raccoglie oltre 1.000 acquitrini, un'area famosa per la sua ricchissima biodiversità e per le sue acque minerali solforose. National parks are part of our national pride. I parchi sono il nostro orgoglio nazionale, ne abbiamo 4 in Lettonia e per noi hanno un significato importante. Questo è il più vicino alla capitale Riga, in soli 30 minuti di auto in treno ti ritrovi in un mondo completamente diverso. Quello che rende questo parco speciale sono proprio tutte queste zone umide e paludose, qui si concentrano tutte le caratteristiche della natura della Lettonia. Siamo vicini alla costa, per cui c'è un po' di spiaggia e subito dietro ci sono la palude, le rocce ricoperte di muschi, i prati, le foreste, i fiumiciattoli, i laghi. Gli acquitrini del parco sono quel che resta del Mar Littorina, il predecessore del Baltico che si formò 8.000 anni fa circa in seguito all'invasione dell'Atlantico, le cui acque stavano salendo per poi ritirarsi lasciando i laghi salati di oggi.
Everything that we have in Latvian fauna we also have in Kemeri National Park. Nel Kemeri National Park si concentrano tutte le specie animali che vivono in Lettonia, i predatori, le linci, lupi, cavalli e oltre 250 specie di uccelli. Poi ci sono le foreste di ontano nero e tantissime varietà di piante, fiori e anche le orchidee baltiche. Un parco che continua a stupire anche i biologi che lo visitano, perché è veramente raro trovare un patrimonio della biodiversità così ricco e così vicino ad una città. La scoperta delle acque minerali e terapeutiche risale alla fine del XVIII secolo, tanto che l'imperatore Nicola I di Russia donò questa terra per la costruzione del primo stabilimento balneare con acqua minerale. The most peculiar thing happens deep underneath. L'acqua minerale nasce a 8-10 metri sotto la superficie, dove il substrato roccioso dolomitico interagisce con i fanghi. È lì che troviamo quest'acqua solforosa che non ha proprio un buon odore, ma fa tanto bene alla nostra salute. Anche il fango è una risorsa terapeutica importante ed è questo il motivo principale per il quale la gente ha cominciato a popolare quest'area in passato inaccessibile. È oggi uno dei parchi più visitati della Lettonia.